Eccoci qua cari telespettatori nel nostro spazio informativo con lo SPI CGIL del Veneto e ne abbiamo già accennato, adesso possiamo dedicarci un po' di tempo. Parliamo della festa di Liberetà, la rivista mensile che tutti possono ricevere previo abbonamento, costa pochissimo, lo ricordiamo, €1 al mese, 12 euro in un anno, abbonamento postale, arriva a casa, tiene compagnia. Da tantissime informazioni utili, aggiornamenti non solo sulle situazioni pensionistiche che bisogna conoscere, ma su tutto quello che succede. È anche una rivista di intrattenimento. C'è stata una festa, una bellissima festa, che è anche l'occasione per fare il punto su alcuni argomenti, alcuni temi caldi, forti, importanti, più volte rimarcati dal sindacato dei pensionati del CGIL, ma non soltanto, anche dal sindacato della CGIL, si è svolta in modo particolare a Bologna, 3 giornate di giugno. Per parlare di questo, chi era presente? Massimo Cestaro della segreteria SPI-CGIL del Veneto, che è con noi collegato. Ben arrivato qui con noi, segretario. Grazie, buongiorno. Allora, ci racconti un po' come si è svolta questa festa, perché aveva anche dei programmi abbastanza intensi, ma con delle provocazioni importanti, temi forti che voi avete più volte rimarcato anche alle forze governative. Sì, diciamo che sono stati 3 giorni importanti, se posso dire principalmente perché è stata forse tra le prime grandi manifestazioni fatte in presenza dopo 2 anni di pandemia, dove tutte quante le iniziative erano fatte non in presenza, insomma, quindi anche con diciamo quella difficoltà di rapporto tra amici, tra persone, tra compagni che insomma fanno un po' parte della nostra vita, insomma. Infatti in generale ovviamente la nostra società, ma insomma il mondo ha sofferto pesantemente degli effetti della pandemia e naturalmente per una organizzazione come la nostra, che è fatta in larghissima parte di rapporti umani, e il fatto di non avere per questi 2 lunghi anni non avere mai avuto più nessun momento di contatto, di rapporto tra persone, è stato anche questo un elemento di sofferenza. Quindi diciamo questi 3 giorni bolognesi sono stati importanti anche da questo punto di vista. Insomma, si è recuperato un elemento di socialità che è una parte costitutiva nelle organizzazioni sindacali in generale, ma in particolare per il mondo dei pensionati, il sindacato dei pensionati, i rapporti personali, i rapporti umani, potersi abbracciare è una cosa assolutamente fondamentale. Questi 3 giorni sono stati una prima giornata nella quale diciamo, sono state premiate alcune attività svolte da alcuni pensionati. Io insomma lo dico anche con un pezzetto di campanilismo, anche se insomma, non è esattamente il caso, però insomma uno dei premi importanti, il primo premio è andato ad Alvise Fretti per un racconto dal titolo Eccolo qua, vediamo la foto. Sì. Lui poi Francesca Benvenu che ha avuto il secondo premio e poi Giuseppe Ferlito per un corto, anche qua lo SPI gioca un po' sulle parole, immaginando un concorso che si chiama SPI Story, che è diciamo un'emulazione di Spy Story, e quindi anche lì diciamo il Veneto ha avuto un premio. Naturalmente non era un concorso tra regioni, ma insomma con un po' di soddisfazione diciamo che 3 posizioni importanti le ha acquisite il Veneto. Quindi diciamo questa è stata la prima giornata che è stata importante. Un attimo solo, interrompo solo un secondo. Questo concorso che contenuto aveva? Che cosa è stato premiato in modo particolare? Quindi qual era il tema che doveva essere svolto? Racconti e cortometraggi, racconti naturalmente sulla vita di questi ultimi anni, e diciamo sono state delle pillole messe lì a disposizione del pubblico, insomma, quindi diciamo sono cose belle che danno l'idea anche che in questi
bruttissimi 2 anni comunque c'è stata un'attività da parte di molti pensionati che si sono messi lì, insomma, chi a scrivere, chi a fare cortometraggi, poi per rendere un po' uno spaccato della nostra società. Pillole che però sono assolutamente belle e importanti. Assolutamente. Poi, Sì. Chissà che non possiamo anche un domani poterle sentire, leggere, vedere, potrebbe essere anche carino. I personaggi, i protagonisti, insomma, di questa cosa, secondo me non sarebbe male, insomma, ecco. Poi le altre giornate. Poi nella seconda giornata lì c'è stata una interessantissima tavola rotonda con esponenti di forze politiche, dove ha partecipato ovviamente il segretario generale Ivan Pedretti, ma anche il segretario generale della CGIL Maurizio Landini. Il tema è quello drammatico di questi giorni, è la guerra. Naturalmente lo sforzo che può fare un sindacato come il nostro è quello di chiedere con forza che la parola dalle armi passi alla diplomazia. Naturalmente, diciamo, come sindacato noi questa cosa la possiamo chiedere, purtroppo non la possiamo fare. Anche in queste ore abbiamo sentito ancora stamattina che i bombardamenti continuano e che popolazione innocente sta continuando a morire sotto i bombardamenti e si stanno determinando, diciamo, effetti che vanno molto al di là dell'area geografica nella quale la guerra si sta purtroppo sviluppando. Penso ai temi che tutti quanti cominciano a dire relativi alla crisi energetica. Sì, questo che spaventa non poco, tra l'altro. Voi avete probabilmente sentito che un po' quasi tutti i paesi europei stanno ripristinando le centrali a carbone. Sì. Ora, sapete che uno degli elementi, diciamo, di forza dell'Europa proprio in questi ultimi giorni è stato quello di diciamo, vietare la vendita di auto diciamo, che vanno a benzina o a gasolio a partire dal 2032, sì, mi pare, proprio per il tema dell'inquinamento e per gli scarichi di CO2 nel pianeta, e il fatto che quasi tutti i paesi europei stiano ripristinando le centrali a carbone è un segnale drammatico da questo punto di vista, cioè va esattamente diciamo in direzione opposta a quella a cui l'Unione Europea si è spesa. Ma l'altro tema drammatico è la fame. Nel senso che già i paesi che sono, vorrei dire, anche se il termine è bruttissimo, storicamente interessati da situazioni drammatiche di fame, e quei paesi saranno ulteriormente colpiti. E guardate che la fame produce normalmente due effetti: guerre e migrazioni. Quindi noi avremo ancora di più, rispetto a quanto già non si veda, processi migratori dal sud del mondo verso il nord, con tutte le implicazioni che questo fenomeno determina. Ma a prescindere da quello che possiamo fare, questo proprio sono tutte questioni che purtroppo noi non riusciamo cioè non possiamo intervenire, se non a livello... Esatto, ma infatti la cosa che provavo a dire prima, noi che diciamo, possiamo provare a chiedere, a spingere il governo, le forze politiche, il mondo associativo, devo dire che da questo punto di vista c'è un tessuto sociale, almeno in Italia, ma penso non solamente in Italia, molto ampio, che chiede la pace, che chiede che la parola passi appunto dalle armi alla pace. Il problema è spiegarlo a Putin, insomma, ecco, nel senso che, come si dice, come tutti ormai sanno,
siamo di fronte a una invasione di natura imperialista da parte di Putin e del suo governo, con le conseguenze che abbiamo di fronte, che lo ripeto, stanno allargando i loro effetti nefasti ben oltre all'area geografica interessata dalle bombe. E appunto la crisi energetica da un lato e la fame dall'altra produrrà effetti tragici. E se si pensa che noi siamo appena, diciamo, usciti da una crisi economica importante, quella del 2007-2008, terminata la quale abbiamo avuto 2 anni di pandemia. Infatti, e questo e forse con una idea che probabilmente speriamo che la pandemia, abbassi i livelli di potenzialità dei suoi effetti, ecco che siamo in presenza di una guerra che nessuno poteva immaginarsi. Quindi siamo di fronte a una condizione inedita e complicatissima. E in questa condizione inedita e complicatissima aumentano le diseguaglianze, perché la storia questo ci dice che i momenti di conflitto, i momenti di drammaticità nelle società, a maggior ragione quando questi fenomeni interessano larga parte del mondo, questo non produce nulla di buono, e i segnali che arrivano sono preoccupanti se si pensa che almeno gli esperti, naturalmente io, come penso molti di voi, sto alle cose che sento e che leggo, gli esperti dicono che la guerra andrà avanti ancora per tanto tempo. Quindi aggravando ancora di più la questione energetica, aggravando ancora di più, diciamo, quella situazione di drammatica che si chiama fame. Ecco. Certo. Se poi pensiamo anche alla nostra situazione, e cioè che per via di questi effetti e anche per alcuni processi già innescati precedentemente, l'inflazione sta salendo pericolosamente, e voi capite benissimo che il potere d'acquisto delle pensioni viene compromesso in modo importante. Certo, e tanto per parlare appunto del mondo dei pensionati, siccome ogni tanto mi sento dire che i pensionati sarebbero quelli che rubano il pane, i giovani, stupidaggini di questo genere, magari se cominciamo a dire che l'80% dei pensionati ha una pensione che sta dai 1.000 euro in giù al mese, forse ci rendiamo conto che tutto sto furto si fa fatica a vederlo. E naturalmente quelle pensioni rischiano di essere falcidiate da un'inflazione che ormai sta attorno al 7,5%, e anche quelle misure che ha fatto il governo, che noi abbiamo ritenuto molto parziali, ma rischiano di essere totalmente vanificate, perché l'inflazione, come è noto, mangia parte delle pensioni e delle retribuzioni. Quindi la cosa è davvero grave, perché, ripeto, si rischia una condizione nella quale anche le società come la nostra, diciamo quelle apparentemente più distanti dal conflitto, in realtà ne subiscono gli effetti. Certo, è evidente che nel nostro paese non abbiamo i morti, i feriti e le bombe ucraini, ma gli effetti che rischiamo di avere nel tempo è di avere una società ancora più impoverita, dove le diseguaglianze ancora di più aumentano, con delle sofferenze sempre più evidenti. Da qui, diciamo, il richiamo, le mobilitazioni, le iniziative che noi possiamo fare con le nostre forze, che sono quelle che sono, per chiedere insistentemente che le armi tacciano e che si cerchi la via diplomatica. Però anche qua, come ormai hanno detto molti,
Se Putin smette di sparare, la guerra finisce. Se l'Ucraina smette di sparare, finisce l'Ucraina, insomma, quindi diciamo la cosa è oggettivamente complicata. Questi sono stati un po' i temi della seconda giornata. Ecco, quindi sono intervenuti tra l'altro anche il segretario Landini della CGIL con le questioni inerenti al sindacato in generale, oltre che il segretario nazionale dello SPI. Ivan Pedretti, con le istituzioni poi presenti sia comunali che regionali, che hanno dato un po' un saluto introduttivo. Per quel che riguarda i temi attinenti tanto al sindacato dei pensionati quanto a quello della CGIL, il trade union qual è stato? Quello delle tasse alte, quindi il cuneo fiscale che va tagliato per i lavoratori e conseguentemente anche per le pensioni, va rivista la tassazione? Questo è stato sicuramente uno dei punti, nel senso che insomma, adesso non è da ora, ma sarà almeno 30 anni che cerchiamo di dire al Paese che l'85% delle entrate fiscali sono garantite dalle retribuzioni del lavoro dipendente e dalle pensioni. Se non fosse altro perché la nostra tassazione si realizza con la trattenuta alla fonte, insomma, quindi anche a me, se non concesso che ci fosse qualcuno intenzionato a evadere le tasse, questa cosa non sarebbe praticabile. Però a parte questo, il punto, tra i punti centrali sono certamente il livello di tassazione pesantissimo, certo. Per ricordare che la fascia più bassa parte dal 24%. Ma il problema che ci preoccupa ancora di più è che tiene insieme i giovani, i lavoratori, i pensionati, riguardano le condizioni di lavoro. Cioè noi abbiamo, i dati sono emersi credo settimana scorsa nella stampa, le retribuzioni largamente più basse in Europa. Diciamo, mentre negli altri paesi europei, prendendo a riferimento fondamentalmente Francia e Germania, le retribuzioni sono cresciute di percentuali importanti, come noi è la Spagna, ma noi siamo peggio della Spagna, cioè rispetto agli andamenti inflattivi le retribuzioni sono cresciute di parecchi punti percentuali al di sotto. Che non è una cosa assolutamente buona. No, perché c'è un problema di produttività, cioè nel senso che anche qua, quando adesso insomma, non voglio fare tecnicismi, però quando si parla di produttività, la prima cosa che viene in mente è di bassa produttività, si dice, beh vabbè, perché i lavoratori lavorano poco. Questo non è vero, nel senso che i lavoratori italiani, rispetto agli altri paesi europei, hanno degli orari di lavoro più lunghi, hanno le retribuzioni più basse e hanno la produttività più bassa. Come si spiega? Si spiega perché in Italia non ci sono investimenti, perché chi fa la produttività di un impianto, di una filiera produttiva, sono gli investimenti, innovazione di processi, innovazione di prodotto. E quindi se in Italia avessimo livelli di investimento come altri paesi europei, avremmo una produttività molto più alta rispetto ai nostri concorrenti. Ma ripeto, voglio farla lunga su questo piano. Il punto è un altro. Un punto è che avendo retribuzioni mediamente così basse e avendo ormai forme di lavoro che sono lontanissime dal cosiddetto rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, quindi una precarietà diffusissima, siccome il nostro sistema... Dobbiamo andare verso la chiusura, perché siamo verso la chiusura, quindi per cui... Ok, prego. È costruito a ripartizione, cioè i contributi che gravano sulla retribuzione del lavoratore pagano le pensioni. Se le retribuzioni sono bassissime saranno molto inferiori la parte di denari destinati al sistema di welfare, che è la ragione per la quale
come Confederazione teniamo insieme i giovani rispetto al precariato del loro lavoro, i lavoratori dipendenti per la loro condizione e i pensionati perché, diciamo, non a caso la nostra Costituzione dice Repubblica Italiana fondata sul lavoro, intendendo il lavoro il collante che tiene assieme l'intera società. Assolutamente. Allora sarebbe interessante perché lei ha dato là diverse questioni che sarebbe bello dibattere, ma non riusciamo a farlo per il tempo a disposizione. Magari faremo un approfondimento in un venerdì e che la inviteremo anche ben volentieri ad essere presente qui in studio. La ringraziamo per il suo contributo, ricordando sempre Liberetà, la rivista dello SPI CGIL, interessantissima. C'è stata questa festa, ma è stata l'occasione un po' per fare il punto su tanti aspetti, come avete anche voi sentito. La ringraziamo voi telespettatori, lasciandovi alla pubblicità perché la trasmissione è appena incominciata, quindi le nostre interviste seguiranno. Grazie ancora, tra poco.